Una tipica coppia normalissima, solo che ha avuto una figlia e questo lutto li ha colpiti profondamente. Cesira e Giancarlo, una coppia come tante che stava affrontando le difficoltà dell'età e del fisico, ma che in più da 4 anni portavano il peso della perdita dell'unica figlia Dorotea, morta di tumore a 40 anni. Lui, quasi novantenne, una storia di ritorno a casa. Nato a Milano da genitori emigrati dal borgo in riva ai laghi di Revine in cerca di fortuna, era tornato per lavorare prima nella fornace di Tarso e poi come fornaio. Aveva conosciuto nel borgo di Colmaggiore Cesira, 8 anni più giovane di lui, e si erano sposati. Lei aveva continuato una serie di collaborazioni come addetta alle pulizie anche quando era nata nel 1980 la loro unica figlia. Una vita tranquilla, fatta anche di momenti speciali, come quando Giancarlo aveva fatto da comparsa a Vittorio Veneto per il film Addio alle armi e poi per Vaillant. Grande la sua passione per le armi, con una piccola raccolta di fucili e pistole, tutti regolarmente denunciati e con i quali anche alla soglia dei 90 anni si esercitava al poligono. Era un personaggio proprio umile che faceva sempre di tutto, è proprio un tuttofare, che lo vedevi sempre avanti e indietro, uno indifferato e tranquillamente, e dopo all'improvviso è scoppiato questa storia. Il declino inizia con i problemi alla prostata e i primi dolorosi raschiamenti, fino all'ultimo fissato per questa mattina all'ospedale di Conegliano. Poi la morte della figlia e il continuo peggioramento fisico di Cesira, come racconta Bruna Zanella, alla quale la coppia aveva fatto da padrini per la cresima. Aveva l'obbligo di stare dietro alla moglie perché era molto disabilitata, era giù delle sue. Morta la figlia, purtroppo l'unico figlio che avevano. 15 giorni fa, quando lei ha avuto un mancamento, che è caduta e si è fatta male, ha detto: sai Bruna, ha detto tutto sangue che veniva giù, è ovvio perché sei rotta qua. E lui era rimasto molto scosso con quel discorso là. Lui ogni volta che andava in farmacia e ogni volta che lo chiamavano alla periodica visita di controllo diceva che era stufo perché si trattava di una raschiatura dolorosa. Da quel momento ha cominciato a pensare al futuro, specialmente forse a lei da sola.